Rieccoci insieme, ben ritornati con noi cari telespettatori, e quest'oggi dedichiamo anche su vostra richiesta e vostra istanza un capitolo dedicato all'educazione ambientale. Quindi parleremo anche di riciclo del prodotto, come avviene, di modalità per esempio della raccolta differenziata, di tante piccole cose che si insegnano per carità nelle scuole, che però è bene anche ripetere perché a scuola non ci va più, per persone che hanno anche una certa età, che educano i propri nipoti, i propri figli, ma un po' per tutti quanti noi e per tanti stranieri peraltro che sono sul nostro territorio. Molti sappiamo che peraltro ci seguono, è una bella modalità per imparare anche la lingua, per conoscere le tradizioni, le usanze, le modalità le comportamentali di una nazione che ti ospita, e quindi cerchiamo di fare un po' di educazione all'ambiente per tutti, supportati da ETRA, quindi in collaborazione con ETRA, e in modo particolare in studio Alessio Piva e Petar Iliev. Ben arrivati, grazie di essere tornati qui con noi, esperti di educazione ambientale appunto di ETRA. Allora, vediamo un po' di affrontare questo tema che è molto interessante, molto sentito dalle persone e penso anche molto partecipato dalle scuole dei ragazzini. Tantissimo. Vero? Sì. Che cosa, voi avete visto dei coinvolgimenti importanti, no? Allora, diciamo che noi facciamo educazione ambientale a 360 gradi, quindi offriamo i nostri progetti dall'asilo, dalla scuola diciamo materna, fino alle scuole superiori e anche all'università. Quest'anno abbiamo avuto 21.000 studenti che sono stati appunto eruditi, educati diciamo da noi, con cui abbiamo avuto contatti a scuola, e una grande quantità di scuole, circa 150 scuole tra il Vicentino e il Padovano, con interventi su acqua, energia e rifiuti, e di anno in anno il trend è sempre in crescere, perché c'è tanta richiesta appunto di informazioni e anche notizie corrette dal punto di vista ambientale, quindi appunto il riciclaggio oppure il risparmio energetico, le buone pratiche sul consumo dell'acqua. C'è tanta richiesta, c'è tanta sensibilità. Come mai ve lo siete spiegato il perché di questa richiesta, di questa curiosità? A volte c'è il calo un po' dell'attenzione che coincide con i periodi un po' di crisi. Ma io penso che viviamo in un periodo in cui abbiamo tantissima tecnologia, quindi siamo sempre connessi, parliamo, leggiamo informazioni, però è tutto quanto molto a livello molto, molto virtuale. Abbiamo tante capacità, tanti mezzi, però appunto a livello virtuale. Invece, per esempio, parlare di acqua, parlare di rifiuti, quindi della terra, parlare dell'ambiente, parlare del proprio posto in cui si vive, è qualcosa che negli ultimi anni è rimasto un po' in secondo piano rispetto non so, a internet, alla comunicazione di massa, e sono cose che suscitano un po' curiosità, ok? E soprattutto per quanto riguarda i bambini. I bambini si stupiscono nel sapere tante volte che l'acqua di rubinetto è buona, è potabile, gli spieghiamo che viene dalla falda, dalla terra, gli spieghiamo che è l'ambiente stesso, il nostro Veneto, le nostre falde, che la rendono potabile. Quindi c'è tanto interesse secondo me, perché andiamo a toccare argomenti fondamentali che sono stati diciamo messi a margine un po' negli ultimi anni. Poi parlare alla fine sempre di aria, acqua, terra, sono cose concrete, cose reali. La gente credo che anche abbia bisogno di tornare a queste cose concrete, reali, che si possono toccare con mano, all'esperienza quotidiana di ogni giorno. Quindi una soddisfazione anche nel riscontrare che c'è una sensibilità, basta un po' muoverla, provocarla, ma la sensibilità c'è. Certo, sì, no, la risposta è fortissima sia da parte delle scuole ma anche da parte degli adulti. Spesso facciamo le serate informative nei vari comuni, facciamo incontri con i centri anziani, facciamo delle giornate ecologiche, oppure quando c'è qualche manifestazione all'aperto ci chiamano con il nostro gazebo. Di solito sono attività rivolte ai bambini, ma spesso vediamo che sono i genitori a volte interessati, forse non di più, ma quanto i bambini stessi, a sperimentare come si fa l'analisi dell'acqua, come si differenziano i rifiuti, perché il guscio del mollusco si butta nel secco invece che nell'umido. Sono tutte cose queste cose qua che le tirate fuori, le spieghiamo, perché sappiamo che i nostri telespettatori sono anche curiosi e attenti da questo punto di vista. Allora, vediamo un po' però di ricordare, nei limiti del possibile, l'area di copertura di ETRA, per cui i comuni coinvolti dal bacino ETRA. Certo. Più o meno, quindi... Allora, diciamo che a livello geografico il bacino ETRA interessa la cintura urbana di Padova, alcuni comuni in zona Colli, e l'Alta Padovana e una parte del Vicentino fino su all'altopiano di Asiago, quindi diciamo è un territorio che si sviluppa in senso verticale.
Un bacino di circa 600.000 utenze. Sono tante. Sì. Alcuni sono chiesti perché proprio nei confini limitrofi, quindi andate proprio a segnare un confine tra un comune e l'altro, i comuni ormai si accavallano, e c'è un altro magari gestore rispetto a ETRA. Qual è il sistema di discernimento? Poi per esempio per l'acqua, come avviene? Quindi l'acqua di ETRA rispetto all'acqua di Agegas APS, se non sbaglio, che differenza c'è? Visto che si tratta proprio di limiti di diciamo che dal punto di vista organizzativo ci sono degli organi appunto diciamo superiori, come per esempio l'ambito territoriale ottimale, che delinea il territorio in base per esempio al bacino idrografico del Brenta, okay? Quindi abbiamo proprio dei margini che sono dettati dalla geografia, dalla gestione. Il Brenta un po' in genere, come le acque del Brenta. Diciamo che il nostro territorio si sviluppa in lunghezza, ok? E possiamo diciamo collegarlo proprio al percorso del Brenta, ok? A grandi linee. Poi per quanto riguarda diciamo l'acqua, prima appunto parlavi per esempio APS rispetto all'acqua distribuita da ETRA, fondamentalmente è la stessa. Per esempio l'acqua di APS viene dalla zona di Due Ville, Villa Verla, quindi nella zona del Vicentino. La maggior parte dell'acqua appunto che peschiamo noi viene comunque dall'Alta Padovana, al confine col Vicentino, quindi le falde, il sistema diciamo idrogeologico è lo stesso, è un'acqua di ottima qualità, entrambe sono acque di ottima qualità. Ma nella gestione, non so chi le competenze, adesso chiedo magari un po' all'uno, un po' all'altro, interagite tra di voi, nella gestione, quindi non so, ne mettere più cloro anziché meno cloro eccetera, cambia tra un operatore e un altro in generale? Allora, cambia soprattutto dall'acqua che si preleva, quindi se noi preleviamo un'acqua ad esempio dai fontanazzi di Cismon che si trovano sopra Bassano del Grappa, che è un'acqua già ottima di per sé, e dopo quest'acqua deve fare un breve tragitto lungo l'acquedotto e magari l'acquedotto è anche nuovo, di cloro se ne aggiunge veramente poco, se non addirittura si può anche fare a meno. Ma se si preleva un'acqua che poi deve fare un lunghissimo percorso, quindi chilometri e chilometri dentro gli acquedotti e magari non acquedotti modernissimi, c'è il rischio che quell'acqua venga, tra virgolette, contaminata. Allora si aggiunge il cloro in partenza in modo che questo cloro possa tenerla pulita fino all'uscita del rubinetto. Quindi più che da gestore, se tra APS oppure, dipende proprio dalla falda dell'acquedotto. Quindi l'ideale sarebbe avere la falda il più vicino possibile a casa, un acquedotto nuovissimo con magari tubi super puliti senza nessuna pecca, e in quel caso se l'acqua è prelevata da 80 metri di profondità, come spesso avviene nei nostri casi, è difficile trovare qualche batterio nocivo che riesca a sopravvivere a quella profondità e temperatura e tutto il resto. Ecco, io vi chiedo un'altra, sempre un po' dettate da tante cose, perplessità che sono nate nel tempo, visto che è un po' che non ci vediamo, e quindi cerchiamo di rispondere un po' a tutte le esigenze. Residuo fisso, no, nell'acqua, quindi impariamo anche a leggere l'acqua, a interpretarla, questo interessa a tutti i cittadini. Un residuo fisso alto, per esempio, molte volte riscontrato rispetto a un'altra acqua che ha un residuo più basso o un sapore più gradevole, meno gradevole, da che cosa è dettato? Quindi uno dice, bevete l'acqua del sindaco, no? Che è l'acqua del rubinetto, per fin dei conti ci sono operatori come ETRA e altri, insomma, che sono molto seri, molto attenti, è un'acqua buona, non ci sono problemi. Però poi uno guarda i valori, li confronta e dice, però attenzione, cosa si può dire? Allora, diciamo che... Passatevi la parola. Siamo qua, insomma, siamo colleghi. Allora, diciamo che comunque già nel 92 l'Europa, dopo uno studio e una ricerca, ha definito le nostre acque del Veneto come tra le migliori in assoluto d'Europa, come qualità e quantità di acqua disponibile, quindi in ogni caso la nostra acqua è buona. Tu dicevi appunto per quanto riguarda il residuo fisso, allora tanta gente dice ma io magari ho paura di bere un'acqua che ha un residuo fisso elevato perché mi vengono i calcoli. Esatto. Diciamo che di per sé non è la quantità per esempio di carbonato di calcio nell'acqua a favorire i calcoli. I calcoli vengono fuori per altri motivi, poi chiaramente non sto dando dei consigli medici per carità, però diciamo che dipende tanto dall'alimentazione, dalla costituzione, dalla salute appunto renale dell'individuo. Diciamo che tra un'acqua con un basso residuo fisso e un'acqua con un alto residuo fisso, quindi con meno o più minerali, che cosa cambia? Cambia di sicuro un pochino il gusto, ma non a livelli da renderla cattiva o non diciamo gradevole, e cambia in caso di calcoli la maggiore capacità di espellere calcoli nel caso di un'acqua con un bassissimo residuo fisso, rispetto ad un'acqua con un alto residuo fisso. Ricordo comunque che le acque che vengono fornite da ETRA o anche da APS hanno un residuo fisso medio, quindi sono acque con una durezza diciamo media, non sono acque con... ecco.
E, quindi per quanto riguarda questo. E aggiungo un'altra cosa, che in genere la gente appunto è spaventata da questo residuo fisso, dice no, mi farà male, mi vengono le incrostazioni come la lavatrice, la lavastoviglie. Esatto, perché tante volte vediamo anche la lavatrice che poveretta ecco. cedere. Noi non siamo lavatrici, per carità. Ecco, invece il residuo fisso vi ricordo che rappresenta anche comunque la quantità di, per esempio, carbonato di calcio, quindi minerali che servono per l'organismo. Quindi ricordiamoci che la presenza di minerali nell'acqua in realtà è da considerare come una ricchezza. Pensiamo per esempio che il calcio presente nell'acqua è più biodisponibile per l'organismo, per esempio, rispetto al calcio presente nel latte. Chiaramente le quantità sono molto più piccole nell'acqua rispetto che il latte, però quel po' di calcio presente nell'acqua riesce a essere assorbito molto meglio dall'organismo, per esempio, rispetto al calcio in altri alimenti. Se posso aggiungermi su questo certo. argomento, che quando si parla di durezza dell'acqua si parla di calcare. Però noi preferiamo chiamarlo calcio e magnesio, perché il calcare suona come qualcosa di negativo. Calcio e magnesio sono due sali minerali. La legge aprono un po' meglio e già le gli dice esatto, un conto avere il calcare, un conto avere il calcio e magnesio. Il limite per legge sarebbe 50. Le nostre acque sono tutte tra i 15 e i 25, a volte si arriva ai 30, ma comunque siamo sempre nella media. E c'è sempre però, anche quando si ha l'acqua a 15, un po' di residuo rimane, un po' di calcare rimane. Le lavastoviglie, la lavatrice sono sensibili, però noi ricordiamo sempre, anche a scuola lo faccio personalmente, che la lavatrice vorrebbe acqua distillata, ma se noi bevessimo come esseri umani l'acqua distillata moriremmo, perché non avremo i sali minerali. Quindi ed escludere questo paragone, la lavatrice al calcare, e quindi l'acqua fa male, questo proprio è fuorviante. Poi c'è uno studio inglese che ha dimostrato che nella Gran Bretagna c'è una zona della Gran Bretagna con acqua fortemente dura e una zona della Gran Bretagna con acqua leggerissima. Nella zona dove c'era l'acqua dura, quindi tanto calcio e magnesio, meno infarti, meno problemi cardiocircolatori, perché il calcio e il magnesio aiutano anche il cuore. E di conseguenza uno potrebbe dire, vabbè, cioè io mi preoccupo tanto dei calcoli del reni, però allo stesso tempo se mi privo di calcio e magnesio rischio di avere problemi al cuore, che forse è anche più grave. E il depuratore, quegli apparecchietti che si usano per depurare l'acqua? Allora, qui chiaramente può essere utile ulteriormente? Allora, noi appunto ribadiamo che l'acqua di rubinetto, a prescindere dal gestore, l'acqua che esce dal rubinetto è acqua potabile, quindi è già pronta così com'è. Poi magari il depuratore, cosa fa? Fondamentalmente il depuratore che cosa fa? Una delle principali caratteristiche è quella appunto di demineralizzare l'acqua, quindi toglie questi minerali. Allora, noi appunto consigliamo sempre di bere l'acqua del rubinetto, anche perché ha i minerali giusti nella quantità giusta, insomma non dà problemi. Quindi sono scorie questi minerali? No, assolutamente, è acqua buona, acqua che si può bere tranquillo, una delle acque appunto migliori del mondo. Se uno avesse necessità di avere acqua molto molto dolce, per esempio per la lavastoviglie, per il ferro da stiro, o magari si fa il tè e vuole un'acqua particolare, un cultore del tè con l'acqua molto dolce, allora può avere senso, ma nel 99% dei casi essendo l'acqua già potabile di rubinetto non si può renderla potabile. Certo, quindi, infatti. La carica batterica, tra gli altri... Carica batterica, proprio per il discorso, il cloro viene messo proprio per evitare che ci sia questa carica batterica. Quindi la uccide e lui che bastano pochissime gocce, si parla di 0,2 mg per litro, quindi sono quantità infinitesime e spesso se ne mette anche molto di meno, sono sufficienti per tenere l'acquedotto pulito. Quindi dopo poi per far andare via il cloro basterebbe lasciare l'acqua in deposito. Giustamente, infatti, aperta, ecco, spesso anche questi filtri che vengono comprati a volte servono per addolcire, ma a volte si usano anche per togliere l'odore del cloro, che ammettiamo anche noi che è sgradevole, nel senso, a volte quando magari l'estate o in autunno bisogna metterne qualche goccia in più, si sente questo odore, e c'è a chi dà fastidio, magari chi ha il naso più sensibile. Basterebbe lasciare la caraffa aperta per una mezz'oretta, poggiata sul tavolo, e nel frattempo l'odore va via. Quindi questa è una soluzione, magari... Ci sono altri dati nella lettura dell'acqua che è bene che tutti quanti imparino anche a fare, perché fa parte della cultura, che secondo voi sono rilevanti o che voi spiegate, illustrate anche... Beh, diciamo che spesso quando si parla appunto in giro si parla, ma io bevo l'acqua di questa marca, l'acqua di quell'altra marca, chiaramente non stiamo qui dicendo bevete tutti l'acqua di rubinetto, buttate via l'acqua in bottiglia, assolutamente. Solo ricordiamoci che nella maggior parte dei casi delle acque venete, le falde da cui l'acqua viene appunto emunta, che sia messa nell'acquedotto che sia messa in bottiglia, le falde sono quelle, quindi l'acqua è quella, ok? Quindi uno beva l'acqua assolutamente che preferisca.
Solo che se noi andiamo a confrontare per esempio l'etichetta dell'acqua della bottiglia con i dati delle analisi fornite per esempio da ETRA, si vede che chiaramente sono molto simili, sono comparabili perché le falde sono le stesse. Anzi, invito tutti per esempio gli utenti che ci stanno seguendo da casa, che sono del bacino dei comuni di Etra, di andare sul sito, perché lì è possibile appunto vedere le analisi aggiornate dell'acqua, della propria acqua che esce dal rubinetto, quindi con tutte le caratteristiche, dicevamo prima, calcio, magnesio, sodio, Ma si trovano fosfati. anche in bolletta poi, tra l'altro, mi sembra, o no? Allora, in bolletta, che mi ricordi io, non ci sono le analisi, non ci sono, però è possibile appunto cliccando su internet scaricare, stampare, c'è tutto. Sarebbe appunto bello fare il confronto con l'etichetta delle principali acque, diciamo, in commercio, e vedere che alla fine, ecco, io poi quando faccio lezioni a scuola dico sempre ai ragazzi: guardate ragazzi, l'acqua è acqua. Si va a giocare, no, come diceva prima il collega, sui milligrammi litro, non sono chili per litro, sono piccole quantità appunto di sciolti, quindi averne un po' di più o un po' di meno alla fine non cambia, insomma, l'acqua è buona. Allora, mi è stato detto che lasciare l'acqua di rubinetto in frigo per una notte fa evaporare il cloro, ma evapora o sparisce solo l'odore? Ecco, come ha risposto prima il collega, diceva che lasciare la caraffa, diciamo, all'aperto e per qualche decina di minuti fa sublimare il cloro, quindi il cloro ritorna allo stato gassoso. Quindi va via proprio il cloro? Va via il cloro perché l'odore di cloro è collegato al cloro, quindi se va via il cloro va via anche l'odore, quindi se ne va via proprio. Va via tutto, esatto. Ci sono delle zone del nostro paese, sono state anche in Veneto, dove l'acqua, è stato scoperto, era anche inquinata, c'erano dei valori particolari. La normativa che cosa prevede? Quindi che tipo di tutele abbiamo noi consumatori nel bere l'acqua, perché sappiamo che ci sono determinati tipi di controlli, e con che frequenza vengono fatti questi controlli, quindi al di là del residuo fisso, del cloro eccetera, perché poi si scopre che ci sono magari metalli pesanti, ci sono altre sostanze che abbiamo visto sono altamente dannose, anche cancerogene. Sì, questo infatti, prima giustamente noi facciamo l'elogio all'acqua che attualmente c'è, però ricordiamo sempre anche alle nuove generazioni che quest'acqua adesso è pulita nelle falde, ma non è una garanzia che lo sarà per sempre. Abbiamo visto che nelle falde a volte ci sono state delle contaminazioni. O meglio, anche purtroppo noi siamo costretti ad esempio a prendere l'acqua nelle seconde falde, che sono le falde più profonde, che sono protette. Non possiamo più prendere l'acqua dalla prima falda, che è il classico pozzo che si usava magari fino a 50 anni fa, da 5 metri di profondità o 10 metri di profondità, perché a 10 metri di profondità ormai si trova di tutto. Quindi se si continua ad inquinare la pianura con fitofarmaci o sostanze in grosse quantità, dopo pian pianino che si accumulano vanno sempre più giù, e noi dopo andiamo a cercare l'acqua sempre più giù, però la rincorsa all'infinito non funziona. Quindi da un lato per fortuna ci sono le varie leggi che impongono il limite massimo di nitrati che si possono scaricare, e quindi anche l'agricoltura si sta impegnando per non contribuire ad aumentare gli inquinanti. Dall'altro il numero dei controlli, noi siamo più o meno a 20.000 controlli all'anno tra metalli pesanti, microbiologiche, chimico, fisico, per scoprire eventualmente se c'è qualcosa, se sì, dove, in quali quantità, e poi studiare le cause. Quindi con che frequenza vengono controllate? Dovremmo fare adesso il calcolo in base al numero dei comuni, sono analisi giornaliere, perché il laboratorio ogni 2 mesi. No, il laboratorio lavora giornalmente, e che ogni giorno prende campioni d'acqua in zone diverse. Ad esempio oggi andiamo nella scuola a prendere dal rubinetto della scuola, domani andiamo nella fontanella pubblica, dopodomani c'è quindi è una cosa, un lavoro continuo. Un'ultima cosa, poi abbiamo la pubblicità. È una normativa di carattere europeo, una normativa nazionale, o è un'autoregolamentazione che si è dato ETRA, questo tipo di controllo? Tutta, diciamo, la regolamentazione che riguarda l'acqua deriva dalla normativa europea e dalla normativa nazionale, quindi noi non ci inventiamo niente, tra virgolette, dobbiamo chiaramente seguire i parametri. E, tra l'altro appunto le decine di migliaia di controlli che vengono fatti durante l'anno non li facciamo solo noi internamente, ma a sorpresa, per esempio l'ARPAV deve venire a fare controlli sul nostro operato, sull'acqua che noi analizziamo, quindi diciamo è un doppio incrocio. Ecco, prima appunto dicevi, ma noi che tutela abbiamo? Cioè, se scopriamo un inquinamento dell'acqua, cosa succede? Se scopriamo un inquinamento appunto con lo sforamento dei limiti di legge, e noi siamo comunque appunto abbondantemente sotto i limiti di legge per gli inquinanti, le sostanze chimiche eccetera, gli utenti si chiude, diciamo, quella zona dell'acquedotto. Però ricordiamoci che l'acquedotto non è qualcosa a sé stante, ma è una rete, quindi si va, diciamo, a chiudere, a isolare la parte di acquedotto dei punti di presa inquinata, e si fa arrivare a quegli utenti, diciamo,
purtroppo sfortunati, acqua da altri punti, quindi l'utente non rimane mai senza acqua, però si isola il problema. Poi chiaramente qui negli anni bisogna vedere il tipo di inquinamento, se si può risolvere, i tempi di... Certo. Ecco, alcune falde appunto, state dei casi gravi di inquinamento in passato, sono state chiuse, cioè non si può più accedere a quelle falde, Addirittura, assolutamente. Ed è uno spreco enorme perché così Assolutamente, si mamma mia. perde acqua che inizialmente era buona, adesso purtroppo Sì. Sono casi isolati, però persa. quando è pesante Sì, infatti anche la in conseguenza. un discorso di bilancio generale di risorse. Andiamo in pubblicità, poi ritorniamo.